Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quando la radiostesia ci dà dei risultati che noi non ci aspettiamo. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, ed è inutile dirlo che nei nostri gruppi Facebook ci sono i migliori iscritti del pianeta Facebook, e anche in Telegram nel gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini, dove ogni lunedì sera alle 20:30 Hildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Quindi siete tutti invitati e siete più di 180. In più vi voglio ricordare, se avete un commento, di farlo pure sotto la descrizione, e in descrizione avete tutti i link per poter raggiungerci agevolmente. Se volete poi delle consulenze private sono 20 euro il PVT, mi raccomando contattatemi solo se volete consulenze private, altrimenti fate delle domande o sotto qui nel canale YouTube o in Face, nei diari o nei vari gruppi di Hildegarda Marietto Veneziano. Bene, iniziamo questa pillola parlando un po' di questa radiostesia, che non è la radionica. La differenza sostanziale è che la radionica usa dei circuiti radionici o grafici radionici per emettere onde di forma, invece la radiostesia usa per la maggior parte delle volte il pendolino, ma anche altri strumenti, per raccogliere scie, informazioni energetiche che vengono definite scie energetiche. Quindi di solito la persona usa un pendolino che può essere fatto con qualsiasi tipo di oggetto che a lui risuona, cioè può essere fatto di pietra o di metallo o di legno anche addirittura. Ci sono tante forme, poi ognuno usa quella che meglio entra in sintonia. Il pendolino non è altro che uno strumento che si collega al nostro subconscio tramite il braccio. Più l'anima è antica, più chiaramente i risultati saranno performanti e corretti. Però alcune volte succede che il pendolino dà dei risultati che il nostro conscio pensa che siano sbagliati, e oggi faccio degli esempi vivi così che vi rendiate conto che alcune volte, se vi ha dato dei risultati non corretti, molto probabilmente vi stava dicendo e dando delle informazioni che voi non vi aspettavate ma erano corrette. Allora, la prima storia è questa. Quando il vostro Marietto aveva 10 anni più o meno, e quindi parlo quasi di 46 anni fa, 48 circa, la prima volta che ha incontrato un quadrante radiostesico gliel'ha portato da Milano, dalla diocesi di Milano, un pretino, e gli ha fatto fare un test con 10 quadranti radiostesici, al che il vostro Marietto aveva sbagliato due cose fondamentalmente, anzi tre. La prima cosa è stato il giorno della settimana. Perché? Perché il vostro Marietto continuava col pendolino a dare un altro risultato. In quel momento lì, quando gli hanno fatto il test, col vostro Marietto c'erano due persone, due preti, il pretino che era venuto su dalla diocesi di Milano e il direttore dell'istituto della colonia dove ero in vacanza, no? Il pretino stravedeva quando sbagliava la data, lunedì, martedì, mercoledì, e invece il direttore dell'istituto era contento perché vedeva che sbagliavo, ma nella realtà il mio subconscio stava dicendo i giorni solari, e noi in questo momento stiamo vivendo nei giorni gregoriani, perché dal 1500 in avanti c'è stato un papa che ha cambiato, come si suol dire, il calendario, e quindi è chiaro che se il mio subconscio era collegato ai giorni solari, chiaramente non poteva dare il risultato che la gente che non sapeva che era stato cambiato il calendario si aspettava, e quindi è chiaro che era tutto fuori a sbalzo. Le mie risposte non erano confacenti al sistema, che chiaramente il sistema in questo caso qui è malato. Per fortuna il pretino lo sapeva che esistono i giorni solari, e quindi mi ha dato ragione. Poi è andato anche a indagare anche lui e vedeva e aveva visto che avevo ragione, ma io non lo sapevo, e quindi pensavo che la risposta fosse sbagliata.
Poi ho sbagliato sul mio nome perché mi ero dimenticato come ne avevano cambiato 3 anni, e ho sbagliato sulla mia data di nascita perché mi ero dimenticato che ero stato 18 mesi in coma, e quindi anche lì mi avevano cambiato la data di nascita. Poi ci sono stati altri casi che nel cammin facendo della vita il marietto ha visto che la cosa gli aveva dato dei risultati sbagliati perché mi mancava la conoscenza, e uno di questi, anche simpatico, è stato quando una cartomante mi ha contattato e mi ha chiesto che il suo compagno era andato via, al che io prendo il pendolino, guardo e vedo che c'è vicino una persona che gli vuole bene, e lei mi dice: sì, quello non è il mio compagno, è mio marito. Quindi capite che il pendolino mi dava sì una risposta sbagliata, però perché non avevo tutte le informazioni. Quindi se una persona mi avesse chiesto se il suo compagno era andato via, io l'avrei visto invece lì, per il semplice fatto che quello che era il suo compagno per il pendolino era suo marito, ma io non sapevo che era sposato. Altri casi sono stati quando, ad esempio, avevo visto un sindaco che che non aveva dato le dimissioni ma era diventato vice sindaco. Il pendolino mi diceva che non sarebbe stato rieletto, e per 8 volte mi ha detto così. Alla fine ho chiesto: ma pendolino, mi stai dicendo qualcosa di diverso? E il pendolino mi ha detto di sì, al che alla fine ho visto che dopo 4 mesi e mezzo avrebbe dato le dimissioni e sarebbe stata una cosa impossibile. Dopo 4 mesi e mezzo è successo che il sindaco ha dato le dimissioni. Quindi capita, cari amici, che molte volte il pendolino ci vuole dire qualcosa e noi non abbiamo tutte le informazioni necessarie per capire la risposta, e pensiamo che ci dia una risposta sbagliata. Mi è capitato altre volte, ad esempio, di aspettarmi che una cosa fallisse in una determinata data e il pendolino mi diceva magari, ad esempio, che sarebbe fallita 6 anni dopo, a che sembrava troppo tempo, però infatti poi dopo 6 anni è fallita quella cosa lì. Quindi, cari amici, questo per dirvi che se alcune volte il pendolino non è attendibile è perché noi non abbiamo le informazioni adeguate per riuscire a capire cosa ci sta dicendo in quel momento lì, e sembrano qualcosa di incredibili e impossibili. Io però, chiaro, parlo sempre per adesisti che hanno un'anima antica. Quelli invece che hanno un'anima giovane, molto probabilmente il loro subconscio non ha ancora tutte le informazioni vibrazionali, e quindi chiaramente avrà dei riscontri meno attendibili. E questo è dato proprio dall'anima, dalla vibrazione dei corpi sottili dell'anima. Chiaramente se l'anima è antica avrà nel suo background, nel suo subconscio e inconscio, più informazioni che un'anima giovane. Bene, cari amici, per il momento è tutto. Il vostro Marietto vi ringrazia di avermi seguito fino a qua. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi ai nostri canali YouTube di De Gara Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!